Allora, la nostra società sportiva è nata da una rimembranza, da una società che è sempre esistita a Vittorio Veneto, ha avuto un momento di pausa e circa 4 anni fa, tramite alcuni ex atleti, è rinata per caso, quasi per scherzo. Eravamo appunto un gruppo di ex schermidori, ex atleti dell'allora maestro Aldo Rossi, che si sono trovati per così praticare alla sera questo magnifico sport. E poi da questo gioco che si faceva tra noi ex atleti abbiamo deciso di rimettere in piedi la società, richiamandola col nome che aveva appunto quando era stata dismessa, Scherma Vittorio Veneto. Da quello che potete vedere, questi sono i risultati che abbiamo ottenuto in pochi anni di attività. È un grande sforzo che stiamo facendo per portare questa disciplina meravigliosa qua a Vittorio Veneto. La società era già presente, è una realtà però relativamente nuova, importantissimo portare la scherma, che è lo sport che ci vede primeggiare nel mondo, e in particolar modo nel Veneto abbiamo una grandissima scuola, la scuola maestrina da cui io provengo, e da quest'anno abbiamo cominciato un'attività schermistica molto importante anche qua a Vittorio Veneto. Come si insegna scherma o fioretto ai giovani? È una disciplina abbastanza difficile, anche perché è uno sport che ha delle tradizioni antiche in Italia. Poi noi siamo all'avanguardia. Il fioretto, le tre discipline sono fioretto, spada e sciabola, e il fioretto e la spada sono armi di punta, la sciabola è un'arma di punta, di taglio e di controtaglio. A secondo delle attitudini dei ragazzi noi li indirizziamo su un'arma piuttosto che su un'altra. Questa è una società, una delle poche società nel Veneto a fare tutte e tre le armi, cioè fioretto, spada e sciabola, e di questo noi siamo molto orgogliosi perché ci dà la possibilità di essere presenti praticamente in tutte le manifestazioni nazionali. Allora, noi siamo sempre disponibili telefonicamente, abbiamo una pagina web e un sito Facebook che è SD Scherma Vittorio Veneto, lo stesso vale per la pagina web, ci sono recapiti telefonici e siamo, se no, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 22:30 presso Largo del Seminario, che è la sede della nostra sala scherma. Maddalena, un sogno nel cassetto per questa società sportiva? Assolutamente le Olimpiadi. Assolutamente un atleta che vada alle Olimpiadi, assolutamente sì. Abbiamo uno staff che ci invidia il Veneto, credo, perché abbiamo dei maestri d'eccellenza. Gli atleti sono triplicati negli ultimi 3 anni, perché siamo partiti con 10 atleti, ne abbiamo 50 in 3 anni, direi che stiamo facendo un ottimo lavoro.